Anche se le piogge di questi giorni hanno portato una boccata d'ossigeno a Venezia, abbattendo il livello di PM10 nell'aria, i dati non sono confortanti, registrando una situazione che rende la città d'acqua più inquinata rispetto alla terraferma, come evidenzia anche l'Associazione Garanzia Civica che si occupa di inquinamento ambientale. Per quanto riguarda il 2023 è vero, ci sono state 54 sforamenti in laguna e 49 in terraferma. Parco della Bissuola e Saccafisola sono i due riferimenti, le centraline di riferimento di fondo urbano. Per quanto riguarda quest'anno rimangono sempre i 35 giorni come limite. A Parco della Bissuola ne abbiamo 23, abbiamo già sparato 23 pallottole, 20 per quanto riguarda Saccafisola, quindi nel 2024 Mestre sta mettendo ancora la testa avanti per il momento. Ma come mai la terraferma è riuscita a superare la laguna? Forse anche perché su Mestre c'è qualche attenzione, penso alle domeniche ecologiche, penso a un po' di... Mentre per quanto riguarda la laguna questa attenzione non c'è. A cosa è dovuto? Ad esempio ai motori marini che non vengono classificati come i motori terrestri, mentre noi in terraferma abbiamo l'Euro 2, l'Euro 5, per i motori marini questo non è previsto. Per non parlare della piaga del moto ondoso e del traffico acqueo. Gran parte dei motori che viaggiano sull'acqua sono a gasolio, sono diesel, quindi a differenza del motore benzina, il motore diesel sporca di più. Per questo le 41 associazioni sportive remiere si mobiliteranno il 14 aprile per un Open Day della mobilità nautica sostenibile in città e in gronda lagunare, una sorta di giornata ecologica, quella che in laguna manca. È un richiamo alla cittadinanza, una sensibilizzazione alla cittadinanza da parte dell'amministrazione e delle istituzioni su un fenomeno che è quello dell'inquinamento atmosferico che non si riesce a debellare.